ma ad Aiello il ricordo dell'Austria è ancora presente. Questa zona fino al 1918 era Austria e c'è un fortissimo legame che viene testimoniato anche con tutti quelli che sono alcune caratteristiche che per esempio la Fiera di San Carlo, istituita proprio dall'imperatore Francesco I, ha ancora adesso, come ad esempio il famoso tacchino alla Radetzky, che forse è la caratteristica tradizionale e culturale che lega di più a questa vecchia realtà del nostro territorio. La caratteristica principale di questa ricetta, il suo connotato particolare, è il fatto che viene tramandata oralmente, cioè attualmente non ci sono delle ricette scritte dell'indiata alla Radetzky come lo facciamo noi di Aiello, perché questa ricetta è tramandata di generazione in generazione a voce e quindi fino ai nostri giorni, e speriamo di poterla con le nuove generazioni portare avanti ancora e riproporre. Tu sei pronta per fare un tacchino alla Radetzky? Con qualche aiuto sì. Tra il passato austriaco e il presente italiano si snodano anche le attrattive turistiche del paese. Questa è una delle zone in cui si concentrano moltissime delle offerte che il nostro paese può dare al visitatore, perché è vicino ad un bellissimo viale, recentemente anche restaurato, riportato all'originale forma, costellato da ben 4 ville padronali del 7-800 e alcune di esse ancora più vecchie. Ci troviamo vicini ad un museo, al Museo Formentini, il Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale, che ospita nella sua piazza all'interno il cortile delle Meridiane, dove abbiamo quasi una ventina di meridiane specifiche che sono state costruite negli ultimi 10-15 anni dai più grossi esperti gnomonici del Friuli e non solo del Friuli, e che offrono un bellissimo colpo d'occhio, oltre che permettere un arricchimento culturale e anche tecnico per gli esperti del settore. La magia delle ombre continua a caratterizzare Aiello anche ai giorni nostri. Nell'ex sede municipale, nel centro del paese, è stato aperto un polo didattico con speciali macchine per le ombre installate grazie alla collaborazione con il Politecnico di Nova Gorizia e con il Malignani di Udine. Attraverso questi progetti possiamo vedere in qualsiasi parte del nostro emisfero, in qualsiasi momento, in qualsiasi anno, in qualsiasi ora, l'ombra prodotta dal sole sui nostri orologi solari. Diciamo che è un centro didattico rivolto soprattutto a scuole, ma a tutti interessati a questo tipo di misurazione del tempo. Attraverso il sito internet è possibile prenotare le visite con dei tecnici dove spiegano il funzionamento di quei macchinari. Tornando all'aria aperta, è il legame con la terra a caratterizzare gli appuntamenti più importanti del paese. Oltre alla fiera di San Carlo, appena celebrata, Aiello e il borgo di Ioannis festeggiano con richiami alla tradizione i propri patroni, Sant'Ulderico e Sant'Agnese. Ma è la festa delle Meridiane, con la bella stagione, a riflettere la caratteristica principale di Aiello, testimone del tempo che passa e dei segni che lascia.